Libera la Festa 2026 non si farà, lo storico appuntamento che ogni estate animava questo spazio feste di Osio Sopra non avrà la sua 20ª edizione. Ciao, io sono Giovanni Ravasio e questo è In, l'appuntamento di Maresana Web TV dedicato all'informazione e all'inchiesta. Il comune di Osio Sopra ha regolarmente assegnato l'area feste a un'altra associazione del territorio che ha presentato la richiesta mesi prima dell'associazione di Libera la Festa. Mancando dunque un accordo, salta così l'edizione di quest'anno che sarebbe stata la 20ª. Gli organizzatori dell'associazione di Libera la Festa lo hanno annunciato sui social. È una decisione pienamente legittima secondo il regolamento comunale. Chi prima arriva prima si aggiudica. Ma com'è stato possibile scoprire l'esistenza del bando a giochi fatti? Per 19 anni Libera la Festa è stato un punto di riferimento per i musicisti di Bergamo indipendenti e non solo, ma anche un'occasione per la comunità di passare 3 giorni all'insegna di buona musica, cibo, presentazioni di libri e tanta solidarietà. Infatti gran parte del ricavato ogni anno andava in beneficenza. Come si è arrivati a perdere questo appuntamento? E soprattutto cosa propone chi si è aggiudicato lo spazio? Tra le ipotesi ci sarebbe l'introduzione di campi da tennis, una proposta che con i giovani non ha molto a che fare e che lascia pensare a un indirizzo dell'amministrazione ben specifico. E allora la questione va oltre il singolo caso. Mentre il dibattito pubblico insiste sempre più sul tema della sicurezza, spesso raccontata in chiave emergenziale e giovanile, si riducono gli spazi di aggregazione accessibili e informali. Eventi gratuiti pensati come presidi sociali prima ancora che culturali non vengono sostenuti. E così, mentre si invoca più controllo, vengono meno proprio quei contesti che nel quotidiano contribuiscono a costruire comunità e prevenire il disagio. Colpisce un aspetto: a sparire sono soprattutto le esperienze gratuite e autofinanziate, un modello sempre più raro. Resta allora una domanda: a chi interessa questa economia e quale equilibrio si cerca tra comunità e profitto? Il rischio è ridurre ulteriormente le opportunità per i giovani. La chiamavano Libera la Festa, in quel di Osio Sopra. Mancherà dunque alla comunità, ma anche ai musicisti. Infatti ne abbiamo interpellati qualcuno. Ciao, sono Spinoso e sono molto dispiaciuto di sapere che quest'anno non ci sarà Libera la Festa. L'anno scorso abbiamo suonato lì e c'è stato veramente un grandissimo impegno da parte di tutti, nonostante ci fosse il diluvio universale praticamente, per far sì che i concerti potessero comunque esserci, con delle proposte interessanti, per niente scontate. E quindi nulla, ci auguriamo davvero che l'anno prossimo Libera la Festa possa tornare. Libera la Festa è un posto prezioso dove ho avuto l'onore di suonare un paio di volte e insomma vaffanculo. Ma cosa si aspettano che facciamo senza Libera la Festa a Osio? Ci drogheremo. La scorsa estate ha visto l'assenza del Filagosto Festival e dello Spazio Polaresco, ai quali quest'anno si aggiunge lo stop a Libera la Festa e l'incertezza per la stagione estiva di Edonè. Era proprio impossibile qui, come nel caso di Edonè, trovare un accordo? La domanda resta aperta. Qual è l'attenzione verso la musica, la cultura e gli spazi giovanili a Bergamo?